Naro già ha registrato un dissesto idrogeologico nel 2005, me lo ricordo bene perché in quel momento ero sindaco di questa bella cittadina e quindi abbiamo da sempre attenzionato il problema della protezione civile, che per noi è assolutamente fondamentale. Considerate che un piano noi l'avevamo, ovviamente poi nel tempo un po' è superato, e quindi abbiamo così affidato ai professionisti la stesura di un nuovo piano di protezione civile che possa esserci di grandissimo aiuto, perché io sinceramente, lo dico con il cuore in mano, quando vedo le allerte che dirama la protezione civile regionale, quando vedo le nubi, che io ho sempre un battema d'animo incredibile, perché so che i comuni adesso soffrono notevolmente sia di mancanza di personale, sia di professionalità. Dobbiamo essere pronti ad ogni evenienza. Speriamo che non succeda mai niente, ma se dovesse succedere qualche cosa, ognuno deve sapere cosa deve fare e solo così potremmo eventualmente gestire un momento che spero non si verifichi mai. Oggi è il 6 giugno e come si vede dalle immagini indosso un giubbotto. Siamo arrivati qui al comune con gli ombrelli, questo per dire che le condizioni meteoclimatiche sono in continuo mutamento. È chiaro che c'è molta sensibilità sull'argomento, anche in ragione delle vicende tuttora in corso in Emilia-Romagna e nelle Marche. È chiaro che uno degli scenari che verranno previsti nel piano di protezione civile è quello del rischio idrogeologico, rischio che ha ben conosciuto il Comune di Naro, uno strumento che sarà in continua evoluzione, che sarà continuamente aggiornato, perché così come è in evoluzione e in aggiornamento la popolazione, vanno previste in caso di emergenza le iniziative da intraprendere nell'immediatezza per l'assistenza alla popolazione. Dal piano di protezione civile, se ben utilizzato, possono anche essere intercettate una serie di finanziamenti per la creazione o la manutenzione delle cosiddette vie di fuga, così come la prevenzione fondamentale sui beni artistici monumentali di cui è dotata Naro, ricchissima da questo punto di vista, per cui un plauso all'amministrazione che è sensibile per questi argomenti, tanto che appunto ha deciso di aggiornare il piano di protezione civile.